non esiste, che questo venticello dell'accostamento malizioso, morti, incuria, con me non funziona. Quindi, chiuso il consiglio, andate in procura e abbiate le palle di fare una denuncia. Si rivolge direttamente alle forze di opposizione Luca Zaia nel suo intervento in 5ª Commissione Sanità Venezia. Lo fa al termine di una settimana infuocata dal punto di vista politico, iniziata con la trasmissione Report sulla gestione della seconda ondata pandemica, con relative polemiche, e proseguita con la notizia dell'inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica di Padova sull'efficacia dei test rapidi e relativa fornitura. L'excursus di Zaia parte dal 21 febbraio 2020, data del primo focolaio di Vo e della prima riunione della task force. È qui che scatta la fase delle scelte. La prima, più volte citata dal Presidente, riguarda la decisione di fare oltre 3.000 tamponi sulla popolazione. Compriamo la prima macchina suggerita dal professor Crisanti, questo sì è merito suo, per fare i tamponi. Poi sono altre macchine che abbiamo comprato per Verona e per altro, abbiamo cercato pian piano di costruire tutto quello che è la rete della diagnostica, no? Ma guardate che non abbiamo inventato nulla di nuovo, tutto il mondo ha fatto così. Ci sono poi le difficoltà legate agli approvvigionamenti che tengono banco per tutta la primavera. Se non mi arriva i respiratori siamo andati a comprarceli. Come siamo riusciti a portare le mascherine? E a proposito di mascherine, Zaia rivela un retroscena. Trovo un imprenditore illuminato, che è Fabio Franceschi di Grafica Veneta, che ce ne regala quasi 15 milioni. Risultato? Sono venuti in asso. In autunno il Covid si ripresenta, si comincia a parlare di varianti, di mutazioni fino al picco di fine anno. I test molecolari vengono alternati a quelli rapidi per lo screening di massa. I tamponi rapidi, che poi fra l'altro nel frattempo vengono anche autorizzati e consegnati gratuitamente, cioè i tamponi che abbiamo utilizzato, gran parte ci venivano consegnati gratuitamente dalla struttura commissariale, giustamente, e anche i medici di base per la diagnostica, sono stati assolutamente l'occasione per arrivare all'ultimo lembo. La terza ondata, continua il Presidente, colpisce meno il Veneto rispetto ad altre regioni. Veneto che in un anno assume quasi 6.000 nuovi operatori sociosanitari, 700 milioni di investimento totale in sanità. E questo per arrivare ai vaccini di oggi. Finalmente le dosi sono disponibili, con il governatore che ribadisce l'intenzione di tenere AstraZeneca solo per gli over 60, come consigliato da EMA. E fate le seconde dosi che faremo nel mese di maggio e giugno, poi noi passati ai 50-59 andiamo di Pfizer o di Moderna. Non è vero che si può utilizzare, o meglio è vero che si può utilizzare, ma anche è vero che è raccomandato sopra i 60 anni. Per Zaia il contenimento della pandemia quindi è vicino. La mia visione è quella che noi, se riusciamo a mettere in sicurezza tutti gli over 60, i maschi sopra i 65 anni e le donne sopra i 75, abbiamo messo in sicurezza il 90% del problema con i vaccini.